La pensione non basta e non basterà. Il sistema contributivo garantisce livelli minimi di previdenza, sempre più necessaria la formula complementare. In Veneto aderiscono 35 lavoratori su 100 ai fondi pensionistici complementari, un po' più della media nazionale, ma non è sufficiente. Veneto Welfare è un progetto della Regione Veneto affidato a Veneto Lavoro per diffondere la cultura della pensione secondaria. Come migliorare la conoscenza dell'ambito finanziario nelle scuole, perché c'è veramente un'ignoranza di fondo, non è colpa dei ragazzi, è colpa del sistema. Secondo, come aumentare l'adesione a questi fondi territoriali da parte delle parti sociali, quindi è un'adesione contrattualistica tra lavoratori e azienda, però la Regione può fare un'azione di regia. Terzo, come fare in modo che la Regione, quindi l'ente principale del territorio, possa governare questa pluralità di fondi. Veneto Welfare in particolare vuole promuovere i fondi previdenziali sia contrattuali che quelli aperti, quelli privati, vuole promuovere tutta l'attività legata alla previdenza sanitaria come complementarietà a quella pubblica e interviene sulla dimensione del welfare aziendale e territoriale. Un buon lavoro è stato effettuato con gli enti bilaterali, ma va incentivata la consapevolezza che un piccolo sacrificio aumenta la mutualità. Non dobbiamo dimenticarci che la previdenza complementare, la solidarietà è nata qui in Veneto. Gli enti bilaterali sono nati in Veneto 40 anni fa e poi il modello è stato replicato a livello nazionale. Però la madre di tutta questa partita è veneta, delle imprese venete, del sindacato e delle associazioni di categoria. Soltanto che non c'è stata da parte della politica una consapevolezza di una fiscalità agevolata nei confronti appunto dei fondi di solidarietà degli enti bilaterali. Vedendola non solo come un problema di futuro, ma semplicemente di allocazione dei propri risparmi, anche perché di questi tempi mi pare che i rendimenti siano talmente bassi che conviene metterli in un fondo pensionistico che rende di più. Tutti questi soldi, ci sono 5 miliardi di euro all'anno legati alla previdenza integrativa solo in Veneto, tutti questi soldi dovrebbero in parte essere investiti sul territorio. Abbiamo grossi problemi di infrastrutture che non riusciamo più a finanziare come ente pubblico, dico la Regione, questa è una forma di finanziamento che ci potrebbe aiutare a completare tutte quelle opere pubbliche che avevamo in programma a inizio legislatura e che non possiamo sicuramente finanziare col project financing, quindi c'è da studiare tutta una questione anche di questo tipo, perché si innescano delle sinergie assolutamente virtuose tra cittadini, imprese ed ente pubblico. Bisogna alzare gli stipendi, non è che la storia che uno siccome non ha, è l'uovo e la gallina, no? Dice io non ho i soldi, vabbè, allora sarei un po' meno povero adesso ma sarei più povero dopo. No, ma ormai gli investimenti devono essere previdenziali sempre di più. Quota 100 migliora un po' la situazione. Quota 100 la peggiore, perché noi viviamo ormai fino a 90 anni, addirittura il Giappone si sta attrezzando per una civiltà centenaria e quindi dovremo, anche la previdenza complementare dovrà alzare i livelli di uscita. Abbiamo davanti un futuro luminoso, difficile ma luminoso.